Rieccoci qua, buon pomeriggio amici sportivi, bentrovati e bentornati al Palamilone di Crotone. Di scena l'incontro categoria femminile di calcio a 5 tra la Campania e le Marche, valevole per la 60ª edizione del torneo delle regioni che quest'anno si tiene in Calabria. Appunto per l'anno 2024 le tappe stabilite sono in Calabria e in pratica in tutte le province. Crotone sta ospitando oggi Campania Marche, questo incontro femminile, valevole naturalmente per il torneo, e io adesso vado a leggere velocemente quelle che sono le formazioni che sono appena entrate in campo. Con il completo azzurro la Campania schiera Pragliola col numero 1, poi col numero 2 Capozzoli, col numero 3 Petrillo, col numero 4 Mauro, col numero 5 Lombardo, col numero 6 Maccione, 7 Iervolino, 8 Zoppo, numero 9 Cretella, numero 10 Cioffi, 11 Imbriani, 12 Giordano. L'allenatore è mister Vincenzo Iamunno. Risponde con completo nero e qualche bordino bianco e grigio la squadra delle Marche con Eusepi numero 1, poi abbiamo 2 Diamantini, 3 Cardone, 4 Vagnoni, 5 Angelini, 6 Silvestrini, 7 Legge, 8 Principi o Principi, 9 Mariotti, 10 Capannelli, 11 Blancus e 12 Bernotti. L'allenatore è mister Francesco Cesaroni. A dirigere l'incontro della sezione AIA di Crotone sono stati attivati e chiamati Luigi Benedetto, primo arbitro, assistente secondo arbitro Daniele Morgione e cronometrista Paolo Fiumara. Allora, da qui a poco dovrebbe iniziare questo incontro, valevole naturalmente per il torneo delle regioni. Io vado a leggere l'iniziativa lodevole intrapresa dalla Federazione, la Lega Nazionale Dilettanti, ovvero sia che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, vale a dire scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sarà la Campania ad iniziare con Zoppo, che è già al centro del campo, c'è Iervolino nelle fila della Campania, Pregliola in porta. Tanto il direttore di gara, il primo arbitro, sta discutendo con la panchina della Campania, naturalmente per dare alcune indicazioni e raccomandare la massima collaborazione. C'è anche Petrillo col numero 3 e col numero 9 Cretella. Risponde la compagine delle Marche con in campo Capannelli, il numero 2 Diamantini, il numero 4, se non vado errato, Vagnoni, adesso vediamo, e il numero 3 Cardone. Intanto c'è questo lancio lungo che aveva messo Zoppo nelle condizioni di poter andare in porta, ma non è riuscito il capitano Zoppo, numero 8, a intercettare la sfera, quindi di conseguenza azione che è sfumata. Capannelli all'indietro verso Cardone, ancora Cardone che ha ricevuto da Vagnoni, Diamantini, Vagnoni, adesso ancora Vagnoni, chiedo scusa, prima era Capannelli,
pallone lungo in avanti ad opera di Capannelli, intercettato dalla difesa campana, pallone in fallo laterale. C'è una serie di ribatti sulla tre quarti della Campania. Le Marche sembrano aver deciso di condurre la gara. C'è un tocco in fallo laterale. Diamantini si avvicina e riceve Vagnoni, poi ancora Diamantini all'indietro verso Eusepi. Il lancio lungo di Eusepi, il colpo di testa di Capitan Zoppo in angolo. Primo tiro dalla bandierina, potremmo dire, a favore della compagine in maglia nera, vale a dire le Marche. E Vagnoni al punto di battuta, pallone al centro, non era Vagnoni, chiedo scusa, da Diamantini. Poi sulla ribattuta ha provato Iervolino a mantenere il pallone in campo, avrebbe potuto, eventualmente lo avesse mantenuto, poter inserirsi e quindi impensierire veramente con un'incursione la porta difesa da Eusepi. Adesso c'è il tiro parato a terra da Giordano e Giordano quindi in campo nelle fila della Campania. Zoppo, Iervolino si fa anticipare da Diamantini, che poi non riesce nell'intento di servire Capannelli, e quindi sfuma l'azione delle Marche. Ci prova adesso la Campania. Zoppo, il capitano, sbaglia l'appoggio ma poi rinviene prontamente su Diamantini e spedisce il pallone con il tocco di destro, chiedo scusa, piede allungato in fallo laterale. Cardone ha cercato in qualche modo Capannelli, troppo lungo il passaggio. Riparte la Campagna. Zoppo, Iervolino, ancora Zoppo, non si intende con Iervolino, che probabilmente ha anche appoggiato male la palla di ritorno nei confronti di Zoppo e quindi di conseguenza azione che sfuma. Adesso ci prova la compagine marchigiana con il tiro di Capannelli, che non trova lo specchio della porta. Cretella, ci prova Cretella, però non succede nulla. Diamantini, ancora Diamantini, Capannelli, Cardone, azione che sfuma, passaggio sbagliato da parte di Capannelli, intercetta per un attimo Diamantini, poi interviene anche Capannelli, non fischia l'arbitro, c'è il fallo netto su Petrillo, fischia un po' in ritardo l'arbitro. Petrillo adesso appoggia per Zoppo, poi col numero 7 interviene Iervolino, attenzione, il gol, un'azione condotta in modo impeccabile, anche con un rimpallo che ha consentito al numero 9 Cretella di andare in rete. La punta del numero 9 Cretella e la Campagna passa in vantaggio, 1-0 il risultato. Ha accusato il colpo sicuramente la compagine marchigiana, ma crediamo che sia in grado di poter ristabilire
le sorti di questo incontro, visto quello che abbiamo visto ad inizio gara. Infatti è stata proprio la compagine marchigiana ad impensierire la porta difesa da Giordano in qualche circostanza. Prima di passare in vantaggio la Campagna ha avuto qualche tentennio di troppo. Intanto adesso ancora la Campagna che insiste, si allunga poi il pallone Cardone, anzi chiedo scusa, Petrillo, pallone che finisce fuori. Le Marche, adesso scende palla al piede Vagnoni, Diamantini, Cardone, Vagnone, l'anticipo di Zoppo in fallo laterale. Diamantini, Cardone in avanti, non ci arriva nessuno, poi Cardone appoggia all'indietro verso il proprio portiere che sbaglia il rinvio per un attimo ma recupera Diamantini. Ancora Diamantini servita anzi da Vagnoni, il lancio in avanti che è preda della difesa. Bravissima in questa circostanza di Iervolino, stavamo dicendo, è preda della difesa e del portiere della Campagna. Poi Iervolino ha avuto una bella spinta e un bel intuito per lanciarsi in avanti, ma si è allungato un po' troppo il pallone, ha fatto comunque un intervento pregevole sul proprio diretto avversario. Cardone, Diamantini, Vagnoni, ancora Cardone che sbaglia, attenzione, Campagna che ci prova con il numero 9 Cretella a tu per tu, sbaglia una delle azioni più facili probabilmente. E sbaglia quindi la possibilità di raddoppiare la Campagna. Cretella ha avuto sui piedi il pallone del 2-0. Vagnoni, Diamantini, Cardone, Capannelli, il tocco di Iervolino in fallo laterale a favore delle Marche. E c'è il time out, il primo dell'incontro, lo ha chiamato Francesco Cesaroni, che è il trainer appunto della squadra marchigiana, che in questo momento è in possesso di palla, quindi ha avuto l'opportunità l'allenatore di chiamare il time out. Ha qualcosa da suggerire alle sue calciatrici, anche perché hanno dato l'impressione di poter far male, ma sono state poco lucide in fase di attacco, anche se in realtà di rimessa la possibilità di segnare ancora l'ha avuta la Campagna con Cretella che tu per tu ha sbagliato l'impatto col pallone, quindi la possibilità di andare sul 2-0. Diamantini batte per Capannelli e poi c'è il fallo su Vagnoni da parte del numero 3 Petrillo, che viene anche ammonita Petrillo. Intervento duro su Vagnoni, calcio di punizione a favore delle Marche. Prima giocatrice a finire nel taccuino dei cattivi è Petrillo, numero 3 della squadra campana. Diamantini è lei che si occupa spesso e volentieri di calciare le punizioni e rimettere in gioco il pallone.
Adesso prova l'inserimento di Cardone, il tiro di Cardone che poi sbaglia, recupera Diamantini che cerca di proporre sull'out di sinistra allungando la sfera su Capannelli, ma allarga troppo, il pallone finisce in fallo laterale. Adesso la Campagna che ci prova, c'è il tocco di Capannelli in fallo laterale. 1-0 il risultato, è stato sbloccato qualche minuto fa. Lombardo è entrato in campo, adesso Iervolino, su di lei Diamantini in fallo laterale, Lombardo sbaglia l'appoggio, recupera in qualche modo Capannelli ma si allunga troppo il pallone, o meglio gli rimbalza male il pallone e non riesce a controllarlo, la sfera finisce in fallo laterale, il numero 7 Iervolino che appoggia per Lombardo, in avanti Lombardo a cercare Cretella, l'autrice del gol. Diamantini, Capannelli, Cardone, Vagnoni per Diamantini, non aggancia Diamantini, riparte la Campagna su questo passaggio filtrante per Iervolino, poi Cretella, nulla di fatto, recupera il pallone la compagine marchigiana, Vagnoni, Capannelli in avanti a cercare Cardone, un rimpallo poi favorisce Vagnoni che viene comunque contestata bene dal numero 6 Lombardo, se non vado errato, anzi il numero 5 Lombardo, il pallone finisce in fallo laterale, Diamantini, si fa vedere Vagnoni, prova in qualche modo con la punta Vagnoni a servire al centro Capannelli, non ci arriva il numero 10 delle Marche, pallone che sfila fuori in fallo laterale, ha ripreso la Campagna, Lombardo sbaglia l'appoggio, Lombardo poi recupera Diamantini per le Marche, Cardone, Diamantini in avanti a cercare Capannelli, perde l'attimo Capannelli, avrebbe potuto provare il tiro, in qualche modo riesce a servire Cardone all'indietro per Vagnoni, alza la palla Vagnoni ma non trova nessuno dei suoi, o meglio delle sue. Attenzione Capannelli e la parata di Giordano, bravissima la reazione di Giordano sulla conclusione di Capannelli a tu per tu, brava la numero 12 della Campagna ad evitare il pareggio, poi sbaglia Capannelli a rimettere il pallone in gioco e la Campagna, anche se con un po' di affanno, riesce a sbrogliare la matassa. Cretella mette a terra il pallone, ancora Cretella, c'è stato il passaggio di Iervolino, anzi era il numero 6 Maccione, prova a mettere a terra il pallone Capannelli che finisce a terra e c'è il time out richiesto dall'allenatore della Campagna Vincenzo Iamonno. 1-0 il risultato per la Campagna. Vi ricordo che si sta disputando qui a Lezio Scira come nel resto, chiedo scusa,
mi fanno notare che ho detto Ezio Scida, in effetti al Palazzetto dello Sport. Palamilone di Crotone, scusate, ma quando ci vuole, chiedo scusa. Ma per riprendere il gioco stavo dicendo al Palazzetto Palasport di Milone, Palamilone di Crotone, la 60ª edizione del torneo delle regioni, così come nel resto dei palazzetti della Calabria. C'è questo lancio lungo a cercare Principi, che è entrato col numero 8. Zoppo in qualche modo Maccione, Mauro, Zoppo, Lombardo, ancora Lombardo, Zoppo propone per Maccione, l'idea era buona, il passaggio naturalmente sbagliato, troppo largo e troppo in profondità. Cardone all'indietro verso il proprio portiere, ancora Cardone, sbaglia poi Vagnoni, pallone che finisce in fallo laterale. Caretella lascia poi a Zoppo, il capitano della compagine campana, che prova in qualche modo a mettere un pallone per l'intervento possibile di Mauro, che ci arriva ma non riesce a colpire di testa. Sul rinvio del portiere ancora Zoppo, anticipato Silvestrini, è entrato il numero 6 delle Marche, ed è proprio Silvestrini che si appresta alla battuta, all'indietro verso il proprio portiere Eusepi, il lancio lungo di Eusepi in avanti, il colpo di testa di Lombardo e poi Zoppo, ma c'è l'anticipo di Silvestrini, poi sbaglia Petrillo e recupera per la Campagna Mauro, che non riesce a controllare bene. Bel passaggio filtrante per Cardone, che poi invece di allungarsi ha preferito il contrasto e di scartare il proprio diretto avversario, ma sbagliando. Adesso è la Campagna che ci riprova, Lombardo. Bel passaggio filtrante per Petrillo. Petrillo al centro, Lombardo, ci prova Lombardo, ma c'è la ribattuta in fallo laterale di Silvestrini. Lombardo lascia a Petrillo, Zoppo, ancora Lombardo che riceve da Mauro, Mauro scambia con Lombardo, poi Mauro, non abbiamo capito che cosa ha fatto, se voleva tirare in porto o passare alla propria compagna. Sta di fatto che non è riuscita né in un intento né tantomeno nell'altro. La palla infatti è finita a metà strada fuori. Eusepi in avanti, di testa Zoppo in fallo laterale, si è fatta male colpendo di testa Zoppo, la capitano della Campagna. Infatti il direttore di gara ferma il gioco perché Zoppo ha alzato il braccio, adesso sembra essersi ripresa. Difatti Silvestrini si accinge a battere, c'è anche Legge in campo
e poi c'è il tiro di Cardone che arriva innocuo dalle parti di Giordano. Giordano rimette subito per Petrillo, poi Zoppo, Lombardo riesce in qualche modo a saltare il proprio avversario, poi con la punta di destro cerca il palo lontano, ma trova la ribattuta in fallo laterale, rimessa con i piedi a favore della Campagna. 1-0 il risultato. Ancora Lombardo non interviene su questo passaggio di Petrillo, un po' troppo forte, ma era abbastanza invitante anche. Vagnoni in avanti, l'anticipo di Capozzoli, poi ci prova, il pallone finisce fuori. È entrata col numero 2 Capozzoli. Riconoscibile dalla coda lunga. Zoppo di testa ancora in fallo laterale. Silvestrini all'indietro per la puntata, possiamo dire, di Vagnoni, che lambisce il palo ma era sulla traiettoria Giordano. E adesso è la Campagna che si ripropone in avanti. Legge, in qualche modo riesce a servire Vagnoni. Vagnoni salta un avversario, poi colpisce male, comunque c'è una direzione, quindi ottiene l'angolo. Vagnoni che dopo questa incursione sembra essere un po' stanca, ha detto ai suoi di attendere un attimo. Vagnoni il tiro che finisce di... Adesso è la Campagna che ci prova, attenzione, Lombardo, esce su di lui il portiere Eusepe, su di lei, chiedo scusa. Il direttore di gara ha assegnato l'angolo alla Campagna. E adesso vediamo le Marche se riescono a reagire. C'è questo tiro innocuo da parte di Legge che viene parato tranquillo dal portiere Giordano. Silvestrini al punto di battuta, all'indietro per Cardone, adesso Vagnoni, ancora Cardone, Vagnoni all'indietro verso il proprio portiere che poi lancia lungo in avanti, ne approfitta Zoppo, attenzione, Zoppo in qualche modo rinviene. C'è una serie di batti e ribatti, azioni coincitate, finora non si è capito bene il possesso del pallone, in poche parole. Adesso sono le Marche che approfittano e usufruiscono di una rimessa. Cardone prova il tiro, Cardone, poi sulla ribattuta ancora Cardone. Capozzoli mette a terra il pallone, nel secondo controllo lo rimanda in fallo laterale. Cardone, Vagnoni, Diamantini in avanti, non c'è nessuno dei suoi, è entrato col numero 2 Diamantini. Zoppo, e c'è il gol, il 2-0 di Petrillo, numero 3, che è riuscita con un tiro abbastanza forte di sinistro a sorprendere l'incolpevole Eusepi.
Petrillo ben servita da Zoppo, si è predisposta bene per il tiro e ha raddoppiato per la Campagna. Campagna 2, Marche 0. Adesso è più difficile per le Marche, anche se effettivamente mi sembra che il passivo è un po' troppo pesante, visto che le Marche ci hanno provato in qualche circostanza. Sono state imprecise le ragazze di mister Cesaroni, però la Campagna, avendo saputo approfittare meglio delle conclusioni delle azioni a suo favore ben orchestrate, ha raddoppiato per 2-0. Non fischia il direttore di gara, attenzione, esce Eusepi, fa sua la presa, poi sbaglia il rinvio. Zoppo, la conclusione di Zoppo, pallone che finisce fuori. L'ultimo tocco è di Legge. Zoppo, la conclusione tranquilla Eusepi, che poi lancia in avanti, ancora Zoppo, che sicuramente, essendo poi tra l'altro anche la capitana, è quella che ha più esperienza e si vede. Sbaglia l'appoggio in avanti Principi, non ci arriva adesso Zoppo sul passaggio di Cioffi. Non si intende Legge con Diamantini, il pallone finisce fuori, cioè la rimessa con i piedi a favore della Campagna. Cioffi all'indietro per Zoppo, da questa parte per Iervolino, provato ad allungarsi Iervolino, c'è stato l'intervento di Principi in fallo laterale, non aggancia Cretella, pallone che finisce fuori. L'ultimo tocco è appunto di Cretella. Diamantini, Angelini è entrata col numero 5, anche Principi riceve in questo istante in avanti il pallone per Legge. C'è un tocco di mano di Legge, quindi di conseguenza c'è il calcio di punizione. Adesso esce Legge ed entra Capannelli. Gioco è fermo, si riprende adesso Lombardo, prova ad allungarsi Cioffi, ma c'è l'intervento di Diamantini in fallo laterale. Cioffi con i piedi verso Lombardo, in avanti, riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo Cretella, che poi se lo allunga, voleva l'angolo, ma l'ultimo tocco è stato del numero 9 Campana, e quindi di conseguenza il direttore di gara ha assegnato la rimessa dal fondo già battuta. Diamantini all'indietro per Principi, in avanti il pallone di Principi, e in qualche modo ci arriva Angelini, ma non riesce né a controllare e tantomeno a calciare. C'è l'intervento della difesa in fallo laterale. Diamantini, si fa vedere la stessa Angelini, c'è anche Capannelli, poi Diamantini prova a rimettere al centro, ma c'è ancora una ribattuta in fallo laterale. Bisogna, quando ascoltate e sentite la voce degli arbitri gridare 1, 2, stanno conteggiando i secondi che in pratica dei quali bisogna disporre per la battuta e la ripresa del gioco. Diamantini tira un pallone innocuo in avanti,
che viene ribattuto da Lombardo in fallo laterale. Si avvicina Capannelli, Principi, Angelini, ancora Principi, Capannelli, Diamantini, Principi, Diamantini, non si intende con la propria compagna di reparto Angelini, pallone che finisce fuori, rimessa con i piedi. Provato Lombardo a servire in avanti per Cretella, che non c'è arrivata. Iervolino, Lombardo, Cioffi, Lombardo, l'anticipo di Principi su Iervolino e c'è il calcio di punizione. Iervolino è stata stesa a terra, interviene il direttore di gara. La terna arbitrale, vi ricordo che è di Crotone, dalla sezione area di Crotone. Il primo arbitro è Luigi Benedetto, quello che adesso è vicino al pallone sta facendo rispettare la distanza. Il secondo è Daniele Morgione, quello che quando grida si sente più di tutti, specialmente quando scandisce il tempo e i secondi che ci vogliono per la battuta, per la ripresa del gioco. È il cronometrista che non è inquadrato ed è inquadrabile, non quadrabile vuol dire, in quanto è proprio sotto a ridosso delle panchine, è Paolo Fiumara. Lombardo, l'anticipo di Diamantini in qualche modo, poi c'è l'intervento in fallo laterale di Cioffi. Principi, Angelini, Diamantini, Principi, ancora Angelini, ancora Principi, in avanti per Diamantini, fa buona guardia Lombardo, che poi naturalmente accompagna il pallone fuori con lo sguardo e mettendosi a mo' di muro nei confronti di Diamantini. Il lancio lungo per Cretella, che riesce a mantenerlo in campo. Diamantini fa tutto bene Diamantini e trova un bellissimo gol. 2-1 di Diamantini che riapre l'incontro, un bellissimo gol di Diamantini. Abbiamo avuto la sensazione che potesse arrivare alla conclusione, ci è arrivata e in pratica ha ottenuto il gol che riapre la gara. Abbiamo visto che era abbastanza decisa e prorompente nella sua cavalcata e difatti poi il tutto è scaturito nel 2-1, o meglio nell'1-2. Adesso le Marche naturalmente ci credono. Principi, insistono le Marche, Angelini, Diamantini, senza dubbio la migliore dei suoi. C'è il pallone in fallo laterale, insistono le Marche, Angelini, poi lascia a Capannelli, il tiro di Capannelli, la ribattuta in fallo laterale da parte di Cretella, anzi angolo. Diamantini fa buona guardia e un'ottima presa il portiere della Campagna. Adesso c'è la capitano Zoppo a terra, non è fallo secondo il direttore di gara. La panchina della Campagna se la si sta arrabbiando con il primo arbitro.
sostanzialmente una partita corretta. Angelini sbaglia l'appoggio, poi in qualche modo riesce Principi a servire in avanti, ma deve rinvenire perché poi sbaglia l'appoggio e alla fine ci pensa Capannelli a spedire il pallone fuori in fallo laterale con i piedi Iervolino, e c'è il colpo di testa all'indietro che ha messo in difficoltà il portiere Eusepi, che poi riesce a far sua la presa del pallone. L'intervento di Lombardo in fallo laterale, Diamantini, l'autrice dell'1-2 che ha riaperto le sorti di questo incontro, al punto di battuta. Ancora Diamantini sulla ribattuta, all'indietro per Eusepi. Eusepi prova a lanciare in avanti, l'intervento del portiere, poi Diamantini che prova ancora e alla fine dalla distanza, o meglio da centrocampo, Principi che alza sugli spalti. C'è forse un fallo, vediamo se viene assegnato a favore delle Marche. Ma c'è anche la chiusura del tempo, finisce il primo tempo, partita bellissima, almeno per quello che ha proposto il campo, valida anche, possiamo dire, dal punto di vista tecnico, se non altro per alcuni giocatori in particolare, tra questi Diamantini che ha riaperto le sorti dell'incontro. Difatti non siamo più sul 2-0 per la Campagna, ma bensì sul 2-1. Campagna Marche 2-1. Vi ricordo che il calcio a 5 femminile, il torneo è sempre quello delle regioni, la 60ª edizione di fronte Campagna Marche per quanto riguarda il torneo appunto femminile. Io vi restituisco la linea, vi ricordo il risultato: Campagna 2, Marche 1. Ci risentiamo da qui a poco per i secondi 20 minuti effettivi di gioco.
Rieccoci per i secondi 20 minuti effettivi di gioco, naturalmente, per quanto concerne l'incontro di calcio a 5 Campagna Marche, valevole per la 60ª edizione del torneo delle regioni, calcio a 5 categoria femminile, e fischia il direttore di gara, il signor Luigi Benedetto. Poi abbiamo come secondo assistente Daniele Morgione e come cronometrista Paolo Fiumara. I primi 20 minuti effettivi si sono conclusi con la Campagna in vantaggio per 2-1. Dopo essere passata sul 2-0 la Campagna ha subito la reazione delle Marche, che hanno segnato un bel gol con Diamantini e poi hanno avuto diverse altre opportunità, quindi di conseguenza la partita è più che mai aperta a qualsiasi risultato. Cretella al punto di battuta per la Campagna, all'indietro per Lombardo, poi si propone Zoppo, recupera Diamantini che prova ancora di sinistro a colpire e a segnare, così come ha fatto nel primo tempo. In una situazione più defilata ma più accentrata, nel senso più ravvicinata, per essere ben precisi. Adesso invece era un po' più centrata ma molto più lontana dallo specchio della porta. Pallone finisce fuori, sono le Marche che lo rimetteranno in gioco, ci prova Cardone, probabilmente c'è, ed è così il passaggio per Vagnoni. Diamantini, Cardone all'indietro per il proprio portiere Eusepi, il lancio lungo di Eusepi a cercare Capannelli, sbaglia il lancio all'estremo difensore delle Marche, riparte la Campagna. L'ultimo tocco sembra essere di Petrillo e quindi la ripresa del gioco è affidata alle Marche. Cardone, ancora Cardone all'indietro per Eusepi dopo lo scambio con Vagnoni. Eusepi in avanti, in qualche modo Capannelli prova ad andarsene al centro per Diamantini, che ha sbagliato l'impatto con il pallone, quindi ha sbagliato la possibilità di pareggiare le sorti di questo incontro. Riparte la Campagna, partita vincente, recuperano le Marche, non riesce Diamantini a mantenere il pallone in campo. Cardone è stata lesta a recuperare e a servire Diamantini sull'out di destra, ma la numero 2, l'autrice dell'1-2, non è riuscita a mantenere il pallone in campo. Sono le giocatrici della Campagna adesso che manovrano nella propria tre quarti. Cretella, Iervolino, il pallone fuori. L'ultimo tocco è di Iervolino, quindi saranno le Marche a riprendere il gioco. Diamantini è andata a raccogliere la sfera. La posizione al punto di battuta. Cardone, Capannelli, Vagnoni, Cardone all'indietro verso Eusepi. Eusepi lungo in avanti, c'è la difesa della Campagna che riesce a far sua la presa. Attenzione Iervolini, ma è brava Cretella ad incunearsi e a spedire il pallone fuori in fallo laterale. Iervolini e Diamantini era riuscita a liberarsi di un avversario, ma poi è stata Cretella a rinvenire su di essa e a spedire il pallone in fallo laterale. Le Marche stanno insistendo alla ricerca del pareggio. C'è questo passaggio al centro di Diamantini
In qualche modo la difesa della Campagna è ancora in fallo laterale, sempre Diamantini al punto di battuta. C'è Capannelli che chiede il pallone, c'è Cardone che riceve la finta di Cardone e il tiro di Vagnoni che stava per sorprendere il portiere, ma c'è stata la deviazione di un difensore, o meglio di una difensora. Cardone dalla bandierina, si fa vedere Vagnoni, è lei che riceve all'indietro per Eusebi. Il tiro di Eusebi, poi tentata probabilmente Giordano dal fatto che Eusebi era fuori dalla porta, ha provato a calciare direttamente in porta ma ha colpito malissimo. Cardone e Diamantini, ancora Cardone, Capannelli, Cardone, anzi Diamantini, adesso Capannelli, recupera la Campagna, riparte Cretella, poi c'è il fallo della stessa Cretella su Vagnoni, forse c'è il giallo, difatti è così, ammonita Cretella. Sono due gli ammoniti di questo incontro, entrambe sono nelle file della Campagna. Petrillo, la numero 3, e adesso Cretella, numero 9. Si sta rialzando Vagnoni che ha subito il colpo. Riesce comunque in ogni caso a camminare bene, quindi presumo che si riprenderà con la stessa Vagnoni in campo. Io ne approfitto per leggere il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Una piccola rivoluzione culturale lanciata e proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti, a cui va il nostro applauso. Allora, il gioco è ancora fermo, c'è Capannelli al punto di battuta, vicino a lei c'è anche Diamantini, si fa vedere Cardone e poi il tiro è di Vagnoni che trova la risposta pronta di Giordano in angolo, in fallo laterale, anzi in angolo. Cardone, ancora la Vagnoni, Cardone, prova Cardone, ribattuto ancora una volta il tiro in fallo laterale, insistono le Marche a portarsi in avanti, da qualche minuto sono sistematicamente nella tre quarti della Campagna, proprio adesso stanno per venirne fuori i campani, fa tutto bene ma non c'era nessuno a cui proporre il passaggio. La numero 7 legge, no, chiedo scusa, Iervolino. Intanto c'è questo tiro e c'è una gran bella risposta di Giordano. Stavamo dicendo che la Campagna sembra essersi arroccata in difesa e le Marche sono alla ricerca sempre del gol che potrebbe permettere a loro stesse di pareggiare le sorti di questo incontro dopo aver subito per 2-0. Cardone, il tiro di Cardone, poi sulla ribattuta ci prova Capannelli, ancora Capannelli e c'è Zoppo che si immola e il pallone in fallo laterale. Zoppo ha qualcosa da ridire al direttore di gara, al signor Morgione, che non sappiamo che cosa si stanno dicendo, ma probabilmente voleva un fallo, ma non è così. Adesso Eusebi sbaglia l'appoggio in avanti e il pallone vola di nuovo dalle parti di Eusebi dopo che Giordano ha cercato di proporlo in avanti per le sue compagne di squadra.
Vagnoni, il tiro ribattuto da Iervolino in fallo laterale, ancora Vagnoni, si fa vedere Cardone, il pallone per lei, poi ancora Vagnoni, ancora Cardone, il tiro di Cardone, la ribattuta ancora di una splendida Iervolino che da qualche minuto si è arroccata in difesa e sta difendendo alla grande. Diamantini, Cardone, Vagnoni, Diamantini, il tiro e la parata di Giordano, in avanti Giordano, non c'è nessuno dei suoi, recupera Eusepi, apre subito per Diamantini, adesso è un assedio quello delle Marche. Vagnoni, Cardone, Vagnoni, Cardone, Vagnoni, il tiro, la parata a terra di Giordano, poi ancora Vagnoni, Cardone, il tiro di Cardone e la parata di Giordano che rinvia in avanti e non c'è nessuno dei suoi. Non c'è nessuno dei suoi. Il pallone finisce in fallo laterale. La rimessa sarà ad opera della Campagna. Intanto mi sa che c'è un time out, infatti è la Campagna stessa, l'allenatore Vincenzo Iamunno, che chiama le proprie giocatrici a raccolta. Naturalmente ne approfittano anche i marchigiani, lo stesso allenatore Cesaroni chiama le proprie giocatrici a raccolta per poter dare loro delle indicazioni importanti. Cercare in qualche modo di ristabilire le sorti di questo incontro per venire quantomeno al pareggio. Vi ricordo il risultato 2-1 per la Campagna. I gol tutti nel primo tempo, doppio vantaggio della Campagna con Zoppo e Cretella, poi il pareggio il gol di Diamantini che ha riaperto la gara. Zoppo al punto di battuta, c'è Lombardo vicino a lei, Zoppo preferisce in avanti per Cretella che in qualche modo dà fastidio al portiere Eusepi che poi raccoglie in un secondo tempo, lancia in avanti, recupera il pallone Giordano. Adesso sono le Marche che si propongono con Diamantini, c'è un tocco in fallo laterale, rimessa sempre per le Marche. Diamantini, presumiamo che il passaggio è per Vagnoni, di fatto è così. Adesso Cardone, ancora Diamantini, a destra ancora per Cardone, si fa vedere Capannelli, Cardone, Capannelli, Cardone, Vagnoni, Cardone che si è spostato a sinistra, Vagnoni invece è sulla destra, Capannelli si fa anticipare da Zoppo e poi ci sarà l'ammonizione, infatti ammonita Capannelli che ha trattenuto per i pantaloncini la Zoppo che era riuscita ad intercettare il pallone, a conquistarlo e si stava involando da sola verso la porta. È stata una decisione saggia quella della Capannelli, ma è costata cara. Ammonita quindi anche la Capannelli, che poi tra l'altro è la prima ammonita della compagine marchigiana. Due gli ammoniti invece in terra campana, Petrillo e Cretella. Lombardo al punto di battuta, il tiro, fa sua la presa Eusepi, Cardone, Vagnoni che ha cercato in qualche modo Diamantini ma ha colpito male, il pallone è troppo lungo e troppo alto, non ci sarebbe mai potuta arrivare la Diamantini. Adesso c'è un fallo laterale, si riprende a giocare Lombardo,
lascia a Giordano che spazza via senza pensarci su due volte. Diamantini, Vagnoni, Cardone in avanti per la Capannelli, ancora un pallone in tribuna, questa volta è la Zoppo, la capitano della Campagna, non pensarci su due volte a spazzare via. Cardone prova il tiro, Diamantini, ancora ribattuto dalla Zoppo, pallone ancora in fallo laterale, Cardone, Diamantini, la finta, pallone che viene conquistato dal portiere Eusebi che prova il tiro, non trattiene il pallone Mauro, lo recupera ancora una volta la compagine marchigiana che insiste in attacco. Da qualche minuto diciamo che le Marche stanno giocando sistematicamente all'attacco, adesso è entrata anche Legge col numero 7, c'è il tiro della Cardone, ribattuto ancora una volta dalla difesa della Campagna in fallo laterale. Diamantini, Cardone, Legge, Capannelli prova a saltare Lombardo, non ci riesce, fa buona guardia la Lombardo e poi Giordano ha lanciato lunghi in avanti ma non ha trovato nessuno delle sue compagne di squadra. Angelini sbaglia l'appoggio, recupera la Lombardo, poi ancora Angelini, è entrato Angelini nelle file delle Marche. Attenzione adesso a questa sortita in avanti da parte della Campagna con questo tiro provato da Cretella dopo che il pallone è stato riconquistato da Mauro. L'ultimo tocco è della Cretella, quindi la rimessa con i piedi è a favore delle Marche. Diamantini al punto di battuta, c'è il primo direttore di gara che va a redarguire Cretella, probabilmente perché ha insistito più di tanto nel volere la rimessa, ma l'ultimo tocco è stato suo. Adesso Diamantini prova ad involarsi, chiede la punizione, Zoppo è intervenuta bene, non ha commesso fallo secondo il direttore di gara. Non c'è stata comunque una protesta di quelle accese da parte delle Marche, quindi di conseguenza probabilmente ha visto bene il direttore di gara. Prova a girarsi e prova a calciare in porta Legge, ma non riesce a fare bene. Ancora Diamantini, il tiro, la parata di Giordano, il pallone lungo in avanti di Giordano verso Cretella che non riesce a mantenerlo in campo. Angelini, Cardone, Diamantini in avanti per Legge che riesce a toccare il pallone ma lo porta fuori e quindi rimessa con i piedi a favore della Campagna. Zoppo in avanti a cercare Cretella. Cretella riesce in qualche modo a calciare e trova il palo, anche se in modo defilato, quindi un palo esterno. Era ben coperto comunque il palo. Attenzione adesso, era ben coperto dal portiere Eusebi che adesso chiama la palla, la fa sua, in avanti a cercare Diamantini. Dall'altra parte adesso è Giordano che lancia in avanti, attenzione, Cardone, poi il tiro provato da Legge che tira giusto per tirare, in effetti il pallone è finito fuori abbastanza lontano dalla porta. Eusebi, Cardone, Diamantini, si gira bene Diamantini, allarga per Legge, Legge in qualche modo riesce a far carambolare il pallone sui piedi di Zoppo. Attenzione, Diamantini alla palla del 2-2, ma Incespi ci pensa un po' troppo e sbaglia. Poi
poi Cardone in qualche modo riesce a intervenire sulla ripartenza della Campagna e a spedire in fallo laterale. Comunque Diamantini ha avuto tra i piedi la palla del possibile 2-2, ci ha pensato un po' troppo. Ancora Diamantini riesce a tenere il pallone in campo, in qualche modo a proporre per legge. La Lombardo riesce a inserirsi, prova a scagliare il pallone in porta, la Lombardo non trova lo specchio della porta. Adesso c'è una reazione arrembante da parte delle Marche, ma molto confusa. La Campagna si difende bene, insistono comunque le Marche. È entrata Capozzoli, il tiro della Capozzoli finisce innocuo dalle parti di Giuseppe, che ha già aperto per Angelini. Diamantini, Angelini, ancora Diamantini, l'anticipo di Lombardo in fallo laterale. Angelini al punto di battuta. C'è un'altra bella occasione sprecata dalla Cardone in questo caso. Le Marche vicine ancora al pareggio. Capozzola all'indietro per Lombardo. Iervolino cerca Lombardo, anzi cercava di servire Maccione, ma colpisce male. Vince un contratto Diamantini, poi recupera Capozzoli che non riesce ad incugnarsi bene. Azione che spuma per la Campagna, ripartono le Marche. Angelini, Diamantini, Cardone sbaglia l'appoggio, recupera comunque Angelini, anzi Diamantini e poi Angelini. Adesso Diamantini che prova in qualche modo e stava per impensierire Giordano, che in qualche modo è riuscito a parare in angolo. Cardone non riesce a colpire il pallone al volo, poi Diamantini colpisce male, spedisce il pallone in fallo laterale, ma si è fatta male. E adesso è la Campagna che ha l'opportunità, con questo tiro dalla distanza di Lombardo, di portarsi in avanti. Nulla di fatto, si riprenderà con la rimessa da parte di Eusebi, che con le mani riesce a servire Angelini. Adesso Diamantini, Cardone, Legge vince un contrasto, Legge non riesce a saltare Iervolino, che allunga in avanti mantenendo il pallone in campo, ma non riesce a servire nessuno delle sue compagne. Lombardo, Iervolino, Cioffi, salta la Cardone, Cioffi, ma si allunga la sfera, pallone in fallo laterale, esce Cardone e rientra Capannelli. Angelini, non si intende con Diamantini Vagnoni, il pallone finisce fuori.
Diamantini, poi anzi legge e la stessa non riesce a mantenere il pallone in campo. Rimessa con i piedi a favore della Campagna, ha avuto una buona opportunità sotto porta Maccione, ha colpito male, c'è stato comunque il tocco del portiere Eusepi in angolo. Lombardo prova in qualche modo legge a contrastare Lombardo, ma non riesce. A concludere nulla di efficace. Intanto è uscita legge ed è entrata Silvestrini. Attenzione alla Campagna che prova ad andarsene. C'è un'altra ammonizione, infatti è giusto. Ammonita Angelini per questa trattenuta su Lombardo, che aveva provato in qualche modo a incugnarsi sull'out di sinistra. È la stessa Lombardo che adesso proverà a calciare in porta. Lombardo, il tiro della Lombardo, pallone ribattuto dalla Diamantini, ancora Lombardo, poi Diamantini riesce a rubare un bel pallone, Diamantini su di lei per un attimo. Cioffi, attenzione, Iervolino non riesce a trovare la porta perché è stato bravo il portiere, la portiera Eusepi. C'è da dire comunque che Iervolino avrebbe potuto tranquillamente avanzare ancora di più prima di provare a calciare in porta. Non fischia l'arbitro, c'è una serie di batti e ribatti con qualche dubbio in merito alla regolarità degli interventi. Presumiamo comunque che abbia visto bene il direttore di gara, visto che era a 2 passi. Intanto Diamantini viene messa in difficoltà dal passaggio leggero, possiamo dire, da parte della propria compagna di reparto. La Diamantini lascia adesso Eusepi, chiama il pallone in avanti, lo chiamano un po' tutti, l'uscita, attenzione qui adesso c'è da rivedere, andrebbe rivista l'azione perché l'uscita del portiere è stata goffa e quindi non sappiamo se era fallo l'intervento che ha subito, anche perché presumiamo che ci sia stato l'intervento da parte proprio di una sua compagna di squadra. Anche si era trovata Angelini la palla del 2-2, a porta vuota era riuscito in qualche modo a segnare. Ecco qua, e un'altra volta, ecco perché la panchina adesso si arrabbia, perché un'altra volta lo stesso intervento. Forse il gol era regolare, io ho avuto questo dubbio, lo dico con estrema sincerità, perché mi sembra che lo scontro sia avvenuto con il portiere e una sua compagna di reparto, quindi di conseguenza sulla ribattuta il gol a porta vuota della numero 5 Angelini forse era regolare. Adesso comunque non stiamo qui a cercare scuse, seguiamo le sorti dell'incontro. Vi ricordiamo il risultato 2-1 e il torneo, la 60ª edizione del torneo delle regioni
La categoria che stiamo commentando adesso è la categoria di calcio a 5 femminile, torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Di fronte Campania e Marche. Zoppo, il portiere riesce in qualche modo a deviare in fallo laterale. Cioffi ci arriva in qualche modo Cretella, ma colpisce male, pallone fuori. Attenzione, Iervolino non riesce a mantenere il possesso del pallone che finisce fuori in fallo laterale. Diamantini, Vagnoni, ancora Diamantini. C'è un tocco con la mano di Zoppo, quindi c'è il calcio di punizione a favore delle Marche. Si propone la Vagnoni, ma c'è anche Silvestrini, si accentra Silvestrini, quindi sarà la Vagnoni a riprendere il gioco con la battuta di questo calcio di punizione. Diamantini prova a calciare, colpisce una avversaria, ancora Diamantini, poi la Vagnoni che sbaglia l'appoggio. Attenzione Zoppo, Cretella è brava comunque a rinvenire su di lei la Vagnoni, e l'ultimo tocco è di Cretella, pallone in fallo laterale. Diamantini, Vagnoni, in avanti il pallone per Diamantini, fa buona guardia Zoppo. L'uscita del portiere sul rinvio dell'altro portiere, poi Cretella fa carambolare il pallone sui piedi di Vagnoni, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa con i piedi a favore della Campania. Ci prova dalla distanza Zoppo, colpisce male, pallone fuori. Rimessa con le mani in avanti da parte di Eusepi, colpisce Zoppo in modo goffo, pallone in fallo laterale. È in fase d'attacco la squadra marchigiana, che adesso si ferma in quanto il proprio allenatore ha chiamato il time out. Io vi ricordo che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale e proposta quindi dalla Lega Nazionale Dilettanti per tutti coloro che avranno anche l'onere e l'onore di vincere questo torneo delle regioni, che è giunto alla 60ª edizione e quest'anno si tiene in Calabria. Noi stiamo trasmettendo dal Palazzetto dello Sport Palamilone di Crotone. È passato il minuto dedicato al time out, vediamo come decide di entrare in campo la squadra marchigiana. Manca poco, abbiamo capito quindi che sarà con l'uomo più in avanti, senza portiere, e Diamantini
colei che potrebbe eventualmente toccare il pallone con le mani. Diamantini, Vagnoni, Cardone, Vagnoni, Diamantini. E su Angelini c'è l'intervento di Zoppo in fallo laterale. Vagnoni, Diamantini, Angelini, ancora l'anticipo su Angelini da parte di Zoppo. Diamantini, Vagnoni, Cardone, centralmente ancora per Vagnoni, Diamantini non trova il pallone di ritorno. Sulla ripartenza la campagna con Cretella non ne approfitta. Si riparte sempre con l'uomo più in avanti, senza portiere, o meglio il portiere lo fa in questa circostanza Diamantini, che sta giocando in modo prorompente in avanti. Attenzione, colpisce il palo. Giordano, poteva essere il pallone del 3-1, Giordano ci ha pensato su 2 volte e ha tirato in porta. Cardone, Vagnoni, Capannelli, Angelini, Cretella in fallo laterale. Naturalmente siamo alle ultime battute di questo incontro. Le Marche stanno facendo di tutto per recuperare lo svantaggio. Dice di stare fermi e di non riprendere il gioco il secondo arbitro Morgione, e adesso invece fischia per la ripresa. Cardone, sbaglia Cardone, poi in qualche modo la Vagnoni per Cappellini. Pallone fuori, ancora Capanelli, Cardone, Vagnoni, Cardone, non arriva il pallone alla Capannelli, interviene Cioffi, il fallo laterale. Cardone, adesso Diamantini. In qualche modo il pallone non riesce ad arrivare da parte di Angelini a Diamantini. C'è comunque un tocco in fallo laterale. Deve essere stata la Iervolino, infatti la numero 7 che si intravede. Cardone, Vagnoni, Diamantini. Anticipata ancora da Iervolino, insistono le Marche. Vagnoni, Capannelli, sulla ribattuta ancora Capannelli, Angelini, Cardone per Capannelli, sbaglia poi Cioffi. Attenzione, c'è il fallo di Vagnoni su Cretella, ma arriva il triplice fischio di chiusura. La campagna batte le Marche per 2-1. È stata anche questa una gran bella partita. Stiamo assistendo a partite mai sicure fino alla fine nel risultato, naturalmente, mai certe. Anche oggi, quando abbiamo visto nel torneo maschile le Marche battere poi per 5-2 la Campagna, o meglio ieri stavo dicendo, la Basilicata battere per 5-2 la Campagna, il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Diciamo che proprio nel recupero poi ci sono stati
i gol che hanno arrotondato il risultato, ma sostanzialmente la partita è stata in bilico fino alla fine. E anche stamattina un'altra partita in bilico. È un torneo insomma che ci riserva grande agonismo e grande incertezza. Ricordo il risultato finale: Campagna, per quanto riguarda la categoria femminile, batte Marche 2-1. Ricordo l'iniziativa lodevole della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando da qui a poco per l'altra telecronaca. Questa volta avremo modo di seguire Campagna Marche Under 19. Ringrazio l'assistenza tecnica di Munnad e la collaborazione giornalistica da parte di Dionigi De Pietro. Ci sentiamo da qui a poco. Grazie per l'ascolto.